adesso siamo sotto Chions. Vedi questo parco delle Fonti di Torrate, perché lì poi qua ci sono le torrate, le due torri, e avevamo fatto la puntina col CP, puntina, oppure era un video dietro alle quinte tipo questo, che eravamo di passaggio, eravamo andati a vedere il parco e queste torri qua che sono praticamente dentro una famiglia, perché là c'è una chiesettina molto carina e delle case. Ecco, appunto, se sei di passaggio fermati, che ne vale la pena. Perché ne vale la pena? Perché c'è un parcheggio facilmente accessibile, molto grande, e in cui puoi starci con qualsiasi camper, perché non ha linee, non ha nessun tipo di rottura di scatole. E andando a piedi, cosa sono? 10 metri, 20 metri, hai le torri da visitare, la chiesetta. Questo vale per quelle soste di un quarto d'ora, 20 minuti, sai, quelle che ti fai per strada, no? Magari uno butta sul caffè, va a farsi il giretto, va a guardarsi quelle cosine, quindi quella te la consiglio veramente. Quindi la prossima volta che vedi quel cartello lì che ti ho appena fatto vedere, ti fermi là. Oh Pulmin, cosa sono queste velocità estreme? Oh, rallenta, calma, mi metti ansia Pulmin. Sta calmo, è perché ancora il pulisci i iniettori della barda e che lo fa andare facilmente su di giri, e le gomme gonfie, in più so scarico di acqua e tutto quanto, e quindi insomma viaggia bene. Sì, io sono praticamente quasi sempre a secco come acqua, perché quando giro nella mia zona, che è un 300 km, 400 km, io ho, fidati, decine, stradecine di rubinetti segnati, che sono le fontanelle, sono quelli dei parchi, sono quelli dei cimiteri, sono quelli dei distributori, quindi io ho acqua ovunque, tutti salvati in Google Maps. Quindi cosa succede? Apro Google Maps, vedi il puntino blu della geolocalizzazione di dove sei tu, e in giro tutte le puntine dei rubinetti dell'acqua, ovviamente testati e funzionanti, perché non è che vado a mettermi un rubinetto se non va o se lo chiudono, e quindi niente, al bisogno vado nel rubinetto più vicino. Insomma, ecco, mi tengo sempre tipo un 20% circa di serbatoio. 20% vuol dire giusto una lavata di piatti e una lavata di denti e di viso, una roba del genere più o meno. Ma che bello quel pulmino, tutto squadrato, il primo. Beh, anche l'ultimo un po' vintage. Tu dici sarà 10 metri, ma tanto, cioè, una volta che hai un 6,80 metri, cioè averne 10 non cambia nulla, perché comunque col 6,80 metri, soprattutto passo lungo come il mio, i parcheggi non esistono, cioè sei sempre e comunque fuori regola. Quindi che sei fuori regola con 6,80 o sei fuori regola con 10 metri, a sto punto. E sta roba cos'è? Una villetta? Hai visto CP? Guarda che bello, dove siamo? Ostello per la gioventù c'è di là, hai capito Emi? Noi siamo giovani, dobbiamo andare in quelle cose da giovani, da teenager. Mi fa sorridere quando passo, no, che vedo nelle chiese, no, questi monumenti sfarzosissimi, no, questi cartelli, no, di aiutare i poveri, di fare la carità, che chiedono donazioni, bonifici, eccetera eccetera. Ma io ripenso, no, provate un attimo a seguire le orme, no, dei vecchi indiani, almeno quelli d'America, no, che loro si inventavano anche loro, per carità, il loro dio, come tutte le civiltà. Insomma, ogni civiltà ha avuto la necessità di inventarsi il proprio dio per colmare le proprie paure dell'ignoto. Però loro, per venerare questo dio immaginario, cosa hanno fatto? Si buttavano su dei totem, cioè doppai di legno, cioè cosa ha avuto che coste? E nelle loro tribù, no? Hai mai visto qualcuno che moriva di fame? No? Quindi butta sotto alberi, fate il totem e aiuta direttamente i poveretti, invece di spendere miliardi e stramiliardi per chiese di marmo e d'oro. Pensa, perfino se esistesse sul serio questo dio sulla nuvola, piuttosto che la dea Kali, piuttosto che Anubis, eccetera eccetera, Singano sarebbe comunque profondamente ateo, proprio per questo sistema che l'essere umano ci imbastisce sotto. Anzi, che almeno si sono date in accalmata, non esistono più i sacrifici umani, i sacrifici animali, beh oddio no, in qualche religione c'è ancora, e non esistono più le guerre di religione, no beh in qualche religione c'è ancora, però non esistono più neanche le imposizioni con le torture, tipo una volta, no, la Chiesa Cattolica che ha sterminato i catari, o le inquisizioni, l'inquisizione spagnola, non ne parliamo, di cosa non hanno
hanno combinato, non che la nostra italiana fosse da meno, quella di Venezia e quella romana. Beh no, forse da qualche parte c'è ancora anche questa cosa qua. Perché l'uomo, vedi, invece di trombare deve andarsi a inventare tutte queste cose che creano divisione e di conseguenza guerre. Non è bello saltare da un discorso all'altro, tipo che adesso sono appena passato sotto un sottopasso con altezza 3,20 m e non ci ho lasciato niente, cioè il clima è ancora su, la retrocamera è ancora su, quindi di per certo so che Pulmin è sotto i 3,20 m. Ora qua serve jacuzzi, era la fabbrica di jacuzzi. A jacuzzi, no, sai che sono quelle vasche, no, con l'idromassaggio. CP, ci mettiamo la jacuzzi in camper? Ah, dai! Ah! Una bella jacuzzi per fare le scorreggette io e te, no? Cacchio, per quanto piano vada, porca miseria, siamo già arrivati, manca 3,4 km. Vedi, ti ho detto che così correndo a me carica, cioè non solo non stanca, mi carica, cioè assaporare, perché quando trovi la tua velocità, dopo dipende sempre dal mezzo, perché ovviamente in camper è 50, magari con certe macchine può essere anche 80, no, la velocità super relax, e riesci veramente a apprezzare tutto. Tipo, guarda che bello anche sto scorzetto con le case vecchie, il campo con le viti spoglie, le montagne in sottofondo, il cielo azzurro, ma che figata! È tanto bello, cioè a me piace di più sta roba qua che andare, non so, a stare in un posto, perché così vedo da seduto comodo nel mio camper il posto che cambia, il mondo che gira, no? che viene avanti. È una figata pazzesca, tipo CP, un cinema in 4D? Sì, no 4D nel senso 4 giorni che ci metto a arrivare perché vado piano, no, 4D nel senso 4 dimensioni. Guarda che simpatica sta casetta, quella dopo il semaforo, questa qua, guarda, figa. A me piacciono tutte le cose in pietra, guarda come hanno fatto il muro, con quelle specie di pietre, aspetta, forse è verde, queste specie di pietre tagliate, vedi, che sembrano quasi tronchi, no, di quando accatasti la legna, che strano. Sai pai! Cos'è quella faccia da cane bastonato? Che dopo hanno anche ragione, perché porco cane, sembra veramente che bastoni il cane quando fa quelle facce là. Accidenti, che una volta uno aveva scritto anche nei commenti, no? Tipo che bastonavo il CP. Sì, guarda, c'ho la sveglia alle 3:20, ogni giorno alle 3:20 sono alla sveglia e io bastono il cane. C'è proprio un appuntamento che ho fisso. Hai sentito abbaiare? Amore, hai sentito il bau? Ma sì, ci sarà qualche bau, adesso andiamo a farci un bel giro, andiamo a vedere che bau ci sono qua. I bau furlani? Sai abbaiare in furlano te? Ma sì, sei furlana? Hai raccontato che tu sei furlana? Ma sì, vieni da una famiglia furlana. Papà immigrato, che veniva dall'America, e mamma italiana, ma non mi ricordo da dove. E sei nata in Furlandia? Sì, quei furetti in Furlandia? Perché sì, il CP... diciamo quando era cucciola stava e giocava con dei furetti che sono tipo il gatto, però tu adesso col gatto non ci vai mica tanto d'accordo, vero tata? No? Curo!